Beatrice Lomaglio, consigliere nazionale AIF, sono una dei soci di Broken Consulting, per la quale mi occupo in particolare di comunicazione e formazione. Sentiero mi fa venire in mente il percorso che ho fatto in AIF in questi anni, iniziando dapprima a partecipare all'attività come socia, poi entrando come consigliere nella delegazione AIF Lazio e infine diventando consigliere nazionale. Ed è stato un percorso molto ricco di stimoli, di sfide, che mi ha portato a conoscere le varie anime dell'associazione, la ricchezza che c'è in questa associazione e che vale la pena sicuramente esplorare e prendersi il giusto tempo per conoscerla e per apprezzarla. Alla consapevolezza si arriva attraverso un percorso, attraverso una strada che ci porta piano piano a renderci sempre più consapevoli di alcune cose. Boncinelli diceva che la maggior parte di ciò che avviene nella nostra mente è in realtà inconsapevole e la consapevolezza è in realtà una piccola parte di ciò che emerge da questo flusso che per noi resta appunto assolutamente inconsapevole e quindi non emerge a livello razionale. Facendo esperienze, mettendosi alla prova, sperimentandosi, affrontando nuove sfide, mano a mano questo livello di consapevolezza di noi, delle nostre capacità, delle nostre competenze, del nostro modo di porci nei confronti degli altri aumenta e quindi ci dà la possibilità mano a mano di continuare a migliorarci, di investire sui nostri punti di forza e quindi la consapevolezza è frutto di un percorso che non finisce mai ed è anche il suo bello, il fatto che non finisca mai e che si continui ad esplorare. Stringere alleanze è un fattore chiave, a mio avviso, per avere successo sia nell'ambito professionale ma in generale in tutta la nostra vita. La capacità di stringere alleanze è una capacità, secondo me, che si matura col tempo e che richiede appunto di aver maturato una certa consapevolezza, perché in una prima fase della nostra vita professionale siamo molto più focalizzati su di noi, su quello che possiamo fare, sulle nostre capacità, le nostre potenzialità e quindi perdiamo un po' di vista invece l'importanza del rapporto con l'altro. E mano a mano che diventiamo più consapevoli ci rendiamo conto invece di quanto sia importante stringere alleanze, collaborare, lasciarsi arricchire dagli altri. Questo vale per me sia a livello personale ma vale anche per AIF come associazione che sicuramente nella sua crescita ha bisogno di confrontarsi con altri mondi, con altre associazioni, con altre realtà, proprio perché questo diventa uno stimolo di crescita e di miglioramento.